Buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Partiamo dalla cronaca e dalla tragedia del suicidio di uno studente 23enne che ieri si è lanciato dal grattacielo Europa nel pieno centro di Padova. Si indaga per istigazione al suicidio. Sono ancora molti gli interrogativi sulla morte del 23enne studente universitario che si è lanciato dall'11° piano del Palazzo Europa mercoledì pomeriggio a Padova. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia e in queste ore, sulla base di quanto raccolto dalla polizia scientifica sul luogo della tragedia, dovrà decidere se aprire un fascicolo di indagine. Le risposte sulle motivazioni del gesto estremo potrebbero arrivare dagli ultimi messaggi lasciati sui social dal giovane che viveva con i genitori nella zona del Bassanese. Prima di entrare nel palazzo e di gettarsi dall'11° piano aveva pubblicato delle foto di profili con il suo nome dicendo che erano falsi e attaccando, facendo nome e cognome, un presunto stalker. Dunque potrebbe profilarsi l'ipotesi di istigazione al suicidio, un'ipotesi su cui la procura e soprattutto la famiglia del giovane vogliono fare chiarezza. Il 23enne aveva pubblicato anche una foto davanti al Bo dove si stava per laureare. Il portiere di Palazzo Europa, che lo ha visto nei minuti prima del lancio nel vuoto, lo aveva anche sentito urlare alcune frasi sconnesse proprio sulla sua laurea. I poliziotti hanno sequestrato il suo zaino, recuperato all'11° piano insieme al giubbetto vicino ai vetri rotti. All'interno alcuni fogli dove potrebbero essere state spiegate le motivazioni della tragedia. È un giallo che bisogna davvero svelare, si aggiunge agli altri gialli attualmente aperti in Veneto. Ieri si sono ovviamente tentati inutilmente, si è tentato inutilmente di soccorrere il ragazzo che era precipitato, purtroppo non c'era più nulla da fare. Sono arrivati sul posto proprio sotto il grattacielo Europa, come vedete da queste immagini volanti della questura, e poi ovviamente i camion dei vigili del fuoco, subito ovviamente le ambulanze. C'è sempre la speranza che queste tragedie possano concludersi non con la morte di chi tenta il suicidio, ma purtroppo è stato un volo dall'11° piano e i soccorritori hanno visto immediatamente che non c'era più nulla da fare. Ieri abbiamo anche intervistato il custode che aveva tentato inutilmente di indurre il ragazzo a desistere. Oggi il padre ha detto: dovete spiegarmi perché l'ha fatto. E un'altra tragedia, una donna, una cinquantenne che si è sottoposta a un intervento chirurgico estetico al seno e che ha perso la vita. L'intervento di chirurgia estetica al seno nella clinica privata di Castelfranco era riuscito, ma si è sentita male poco dopo, facendo scattare la chiamata al SUEM. Purtroppo la corsa in ospedale non è bastata a salvarla. È morta così a 50 anni Helen Comin, mamma di 4 figli, originaria di Rosà nel Bassanese e residente a Cittadella con il marito Stefano, imprenditore di Galliera Veneta. Una tragedia che ha investito 2 comunità e sulla quale la procura di Treviso vuole vederci chiaro. Per questo è stata disposta un'autopsia sul corpo della donna. L'intervento al seno era programmato da tempo ed Helen non aveva mai sofferto di particolari patologie. Per questo motivo è stato dato l'incarico a un medico legale di effettuare l'esame che accerti la causa della morte e che stabilisca eventuali nessi causali con l'intervento estetico. Per aprire un fascicolo e poter disporre l'autopsia, il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. La notizia della morte della donna si è diffusa velocemente a Cittadella e nel Bassanese, dove era molto conosciuta. Negli ultimi tempi la cinquantenne aveva affiancato il marito nella gestione dell'azienda a Galliera, anche se fino a poco tempo fa aveva gestito una sua attività in centro a Rosà. Nei social numerosi messaggi di cordoglio per la sua tragica morte improvvisa. Sempre da Treviso l'inchiesta sui falsi vaccini, vediamo il titolo della tribuna: il legale dell'infermiera, non ci sono prove. Parla l'avvocato di Elena Venzo, la professionista accusata di aver finto di inoculare il siero ad una decina di persone. Avrebbe abusato dell'allieva, istruttore di arti marziali, è stato rinviato a giudizio. Le molestie sarebbero avvenute in palestra e durante alcuni passaggi in auto. Valentina Visentin da Padova.
Avrebbe abusato sessualmente della sua allieva minorenne in palestra e anche in auto mentre la riaccompagnava a casa dopo gli allenamenti. Un 49enne romeno, istruttore di arti marziali, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne. L'indagine era iniziata nel 2022 dopo che la piccola atleta, che vive in un paese della cintura urbana di Padova, aveva confidato ad un parente e poi ai genitori di aver subito le molestie del suo allenatore. Abusi commessi tra aprile e giugno dello stesso anno, avvenuti in palestra dove l'istruttore spesso la importunava e in auto mentre la riaccompagnava a casa, e in quelle occasioni la toccava nelle parti intime e la obbligava ad appartarsi, sequestrandole prima al cellulare. La quindicenne, terrorizzata da quell'uomo, era incapace di difendersi, ma ha trovato il coraggio di raccontare i soprusi. La famiglia si è rivolta così ai carabinieri ed è partita l'indagine. La giovane è stata costretta ad abbandonare gli allenamenti che si tenevano nelle palestre di 2 scuole dell'Arcella e la sua versione è stata ascoltata dagli investigatori ed è stata ritenuta credibile, mentre l'istruttore si è sempre professato innocente. Il giudice però, viste le testimonianze e le prove, ha deciso di rinviare l'uomo a giudizio e il processo inizierà a gennaio. Ancora episodi di violenza nel centro storico di Venezia. Un uomo è stato aggredito, gli è stato sottratto il borsello, ha riportato una commozione cerebrale, e poi c'è l'allarme degrado e spaccio nel sestiere di Cannareggio. Sentiamo Filippo Fois. Cannareggio è uno dei sestieri più grandi di Venezia, sicuramente il più popolato, ultimamente sempre più al centro delle cronache per furti, episodi di spaccio, di microcriminalità e di violenza in generale. Noi siamo in compagnia di Angelo Zamprotta, che è il referente per i pubblici esercizi della Confesercenti di Venezia. La situazione non è mai stata così alta, diciamo, l'allarme in questo sestiere, almeno negli ultimi 20 anni. E ci sono anche molti suoi colleghi che denunciano furti oppure episodi di spaccio e comunque di microcriminalità. Il sestiere sta veramente peggiorando da questo punto di vista. Sì, buongiorno. Allora, il fenomeno è ormai noto da un po' di tempo. Io ho sempre detto che ci vuole un sano allarmismo, nel senso che è giusto preoccuparsi, è giusto stare attenti e soprattutto è giusto denunciare tutto quello che accade alle forze dell'ordine per dare loro il polso della situazione. Detto ciò, stiamo parlando probabilmente di microcriminalità. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro, non potendo più spacciare perché perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici o delle attività commerciali. C'è un suo collega, lei lo conosce bene, che ha denunciato recentemente di aver subito tre tentativi di furto in 3 notti. Sì, è successo anche a me tanto tempo fa, questo crea sicuramente uno stato d'animo ansioso, devo dire, e le armi che noi abbiamo in dotazione sono sicuramente cercare di avere delle serrature attrezzate, chiedere le autorizzazioni per le telecamere spiegando la motivazione. Dopodiché sappiamo che le forze dell'ordine sono all'opera e stanno attenzionando il fenomeno. Lei, Zamprotta, gestisce da circa 20 anni un locale proprio nel sestiere di Cannareggio, è stato tra l'altro uno dei primi a dotarsi della vigilanza privata per evitare che, diciamo, nella calca dei clienti potesse succedere qualche cosa di brutto. Lei comunque, che è qua da tanti anni ed è veneziano, ha visto anche, e quello che dicono anche i residenti, un mutare dal punto di vista sociale di questa città, vale a dire lo spopolamento ha creato dei vuoti che non rendono più possibile quel controllo di vicinato, tra virgolette, che prima c'era. Sì, il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più, in alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse, quindi manca proprio il tessuto cittadino. Un altro fenomeno è sicuramente, io lo chiamo il turismo pendolare, cioè al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città perché viene o in giornata o perché pernotta fuori dal centro storico.
quindi diciamo che verso sera la città un po' si svuota, si decongesta, sì, e quindi diventa meno popolata. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative. Tra l'altro ringraziamo Angelo Zamprotta della Confesercenti di Venezia. Proprio l'altra sera un giovane che stava rientrando a casa in Campo San Giacomo è stato aggredito alle spalle da un uomo probabilmente veneziano che gli ha rubato il borsello. Il fatto grave è che gli ha provocato anche una commozione cerebrale con una prognosi di 8 giorni. Sono episodi di microcriminalità ma che rendono il clima piuttosto pesante in città. Grazie molto a Filippo Fois e a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Borseggi che vanno avanti purtroppo da molto tempo a Venezia. Ci sono ovviamente anche dei cittadini che cercano di arginare il fenomeno. Monica Poli è stata anche picchiata, è la signora del no pickpocket. Vediamo l'ultimo episodio di cui era stata protagonista. Ecco il borseggio all'imbarcadero dell'Accademia a Venezia, ripreso in diretta ieri sera alle 22:30 da un residente. Rivediamolo. Il borseggiatore, camicia bianca e pantaloncini neri, adocchia la sua preda ed entra in azione. La insegue, si pone dietro di lei. È l'ennesima turista da depredare. Le apre lo zaino giallo e indisturbato, si appropria del portafogli viola. Non è da solo, a fargli da spalla e da palo altri 3 complici, di cui uno vestito allo stesso modo e un altro che con zainetto beige simula di essere a sua volta un turista. Sono in 4, tutti alti e di corporatura ben robusta. La turista non si è ancora accorta di nulla, mentre la banda di borseggiatori se ne va senza problemi con l'ennesimo bottino, a conclusione forse di giornata. Banda che Monica Poli, per tutti Lady Pickpocket, conosce bene, ma purtroppo anche lei conosciuta dagli stessi. Giovedì scorso è scampata la spedizione punitiva di un comando di borseggiatori, uomini e donne, dopo che li aveva smascherati nel corso dell'ennesimo furto finito in rapina. Dopo che la vittima di turno ha pure avuto diversi giorni di prognosi a causa dello spray al peperoncino spruzzatole in faccia dai malviventi. Purtroppo sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di queste bande, sia nei confronti di turisti e sia nei confronti nostri, dei cittadini, e soprattutto ultimamente nei miei confronti. È tempo che il ministro Nordio su questa tematica intervenga. La sicurezza è una priorità. È giusto che si ritorni alla procedibilità d'ufficio e alla certezza della pena, non si può più aspettare. Allora, questa era Monica Poli in giugno, per farvi capire a che livello siamo arrivati a Venezia, e credo che sia entrato nell'ultimo decreto sicurezza anche l'arresto in flagranza di chi aggredisce persone per borseggio, perché c'è tutto il faldone che riguarda le aggressioni ai medici e agli infermieri negli ospedali. I responsabili saranno arrestati in flagranza di reato, ma adesso andiamo ad Asolo perché è scomparsa una donna che era uscita di casa per andare a trovare il fratello. Sentiamo subito in diretta Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo a Pagnano d'Asolo, sono con il sindaco Dalla Rosa, il sindaco di Asolo, perché Alessandra Gallina, 58 anni, di queste zone, proprio del Casonetto, da Pagnano, esatto, da mercoledì non dà più tracce di sé. Cosa è successo e soprattutto come vi state muovendo? Allora, sono 2 giorni praticamente che non abbiamo notizie di questa signora, che normalmente faceva periodicamente delle visite ai familiari che abitano circa 1,5 chilometri di distanza da questa posizione. In via Olivi? In via Valsesilla, insomma vicino a via Olivotti, Valsesilla. Questo percorso stranamente si è interrotto 2 giorni e mezzo fa, che non è più ritornata a casa. Da subito, anzi la mattina dopo, è stato avvisato il comandante dei Carabinieri, ha messo in moto tutta la macchina di ricerca delle persone, interessando la protezione civile, la prefettura e tutte le unità cinofile varie. Abbiamo uno spiegamento di forze considerevole, grazie
grazie anche alla prefettura che ci ha dato supporto, e stiamo continuando le ricerche che finora non hanno dato esito. Ecco, ieri c'è stato il drone, l'elicottero, i vigili del fuoco in pattuglia, c'è anche una pattuglia fluviale, mi pare. Sì, abbiamo una gran forza dei vigili del fuoco che hanno impiegato un po' tutti i mezzi che hanno a disposizione, anche seguire il corso del fiume Muson per un tratto piuttosto lungo per vedere se inavvertitamente è cascata nel fiume. Ecco, oggi c'è una battuta con le unità cinofile della Guardia di Finanza, dei volontari di Caerano, dei vigili del fuoco e anche, mi pare, di un'altra protezione civile. Comunque tanta gente che sta cercando questa signora. Voi cosa pensate? Anzi, Sindaco, secondo lei, noi tutti ci auguriamo di trovarla viva, però cosa potrebbe essere successo? Allora, tutti sperano di trovarla ancora viva. Durante questo tragitto potrebbe aver avuto un malore e essere cascata magari vicino a una siepe o vicino a un posto che è difficile intercettarla o trovarla. Ecco, quindi l'appello a tutte le persone che ci stanno ascoltando è che se vi trovate nella zona tra Pagnano, il Casonetto, Castelcucco, state girando magari in cerca di funghi e trovate una scarpa, un vestito, qualcosa, cosa fare? Qualsiasi segnalazione che potrebbe aiutare le ricerche la fate alla stazione dei carabinieri nostra di Asolo. Oppure venite qui a Pagnano dove c'è la base dei vigili del fuoco. Perfetto, c'è una base molto attrezzata che sta qua sia il giorno che la notte per trovare risposta a eventuali segnalazioni. Ecco, poi noi naturalmente pubblicheremo anche la foto, però descriviamola per chi magari girandola vedesse una persona che si aggira in maniera strana in mezzo ai boschi qui nella zona verso magari Monfumo o verso Possagno. Sì, è una signora esile molto magra, su 1,70 m circa, con i capelli grigi, bruno-grigi. Ecco, con questo è tutto. A te, direttore. Grazie molte a Lucio Zanato e al suo ospite, grazie molte. Vediamo l'8° caso di dengue nel Padovano. Anche in questa circostanza si tratta di un turista di rientro dalle vacanze all'estero. È scattata la disinfestazione in città vicino a via Nazareth. Nuovo caso di dengue nel Padovano, scattano le disinfestazioni, questa volta in città, nel quartiere Forcellini, intorno all'area dove vive la persona rientrata nei giorni scorsi da un viaggio all'estero con i sintomi della febbre spaccaossa trasmessa dalla puntura della zanzara tigre. Come per gli altri casi in città che hanno riguardato Piazza Mazzini e in provincia i comuni di Abano, Cittadella e Rubano, scatta il piano di disinfestazione del servizio di igiene e prevenzione dell'USL 6, previsto anche nelle ore notturne, con trattamenti sia larvicidi che adulticidi per un raggio di 200 metri dal caso di contagio. Le vie interessate dal trattamento di disinfestazione sono quelle intorno a via Nazareth e sono via Bonardi, Molmenti, Stendhal, Gottier, San Nudo, Verci, dell'Ellis e Brosis. Gli interventi inizieranno questa sera e si protrarranno fino al 15 settembre. A Vicenza si è conclusa la campagna straordinaria di controlli delle fiamme gialle nel mirino dei finanzieri, in particolare le città d'arte e le località turistiche più frequentate della provincia. Sono stati complessivamente 790 gli interventi operativi dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza durante la stagione estiva, una campagna straordinaria di controlli per contrastare i fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica della provincia. Tra i settori operativi più rafforzati, 120 riguardano la lotta all'abusivismo commerciale. Per il gioco d'azzardo individuati 133 apparecchi in funzione in orari non consentiti. Nel contrasto alle truffe e alle irregolarità legate alle vendite di carburante sono stati 63 gli interventi. Non solo, per quanto riguarda il lavoro sommerso sono stati individuati 50 lavoratori in nero e sanzionati 24 datori di lavoro. Nel contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri sono stati irrogate oltre 13.000 euro di sanzioni e sequestrati oltre 250 articoli. 11 kg di stupefacenti sequestrati nelle diverse operazioni di contrasto ai
traffici di droga, denunciate 10 soggetti identificati, 27 consumatori e sequestrate decine di migliaia di euro provento di spaccio. Inoltre 71 piante di marijuana sono state scoperte in una vera e propria piantagione in un campo di mais a Marano Vicentino, individuata grazie all'impiego del Servizio Aereo di Venezia. Gli equipaggi del reparto operativo aeronavale hanno inoltre assicurato maggiore sicurezza per la collettività non solo durante i controlli straordinari, ma anche in occasione degli eventi più affollati. Visto di Daniele Garbin, a Padova piogge intensissime, poi tanti cantieri aperti e quindi ci vuole poco perché il traffico vada in tilt. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova, ci troviamo nell'incrocio della Stanga, uno degli incroci più trafficati della città. Al momento il traffico è scorrevole, ma il vero problema è alla mattina con la ripresa delle scuole, complice anche il maltempo di ieri e di oggi. I cantieri del tram, questo punto della città è andato in sofferenza. Le auto si sono riversate qui, adesso hanno attivato comunque dei percorsi alternativi, ma c'è preoccupazione da parte della categoria dei commercianti per quello che potrebbe accadere nel prossimo autunno e quindi che quello che è accaduto ieri e anche questa mattina possa diventare una routine, quindi non solo in caso di maltempo, come insomma si registrano bene o male in tutte le città, quando c'è pioggia si riversano più auto in strada. Qui con me c'è Patrizio Bertin, che è presidente di Ascom Veneto e Padova, che insomma chiede all'amministrazione un intervento per tutelare le categorie economiche che stanno risentendo dell'impatto dei cantieri del tram in città. Sì, noi abbiamo ribadito più volte la nostra preoccupazione, perché in questi momenti sappiamo che con l'autunno, piogge e inizio delle scuole, insomma la gente si riversa in città e questi problemi erano problemi annunciati. Di conseguenza noi abbiamo le nostre categorie, i commercianti, che sono preoccupatissimi per il mancato guadagno. Già con l'estate anche diciamo, i tessili, l'abbigliamento non sono andati bene e questi qui potrebbero essere anche colpi mortali per le nostre imprese. Noi dobbiamo assolutamente chiedere all'amministrazione che tipo di intervento hanno intenzione di fare a sostegno delle attività commerciali, perché altrimenti vuol dire che la città verrà paralizzata appunto dal commercio e quindi questo porterebbe dei grossi problemi. Noi vogliamo assolutamente, l'abbiamo annunciato, ma noi vogliamo avere un tipo di confronto serio per capire che tipo di aiuto possono dare alle attività e non solo, perché con una situazione di questo tipo la gente è sempre meno motivata a venire in centro per non trovarsi soffocata dal traffico e di conseguenza noi dobbiamo pensare che se non arriva gente, quindi clienti, le nostre attività non hanno più diritto di esistere. Ieri mattina il punto critico del traffico era qui alla Stanga, questa mattina la congestione si è spostata più verso via Vicenza, altro punto di ingresso in città. Vedremo come proseguirà nei prossimi giorni. Intanto ci sono delle novità per quanto riguarda la gestione dei cantieri del tram, perché proprio pochi minuti fa l'assessore alla mobilità Andrea Aragona ha annunciato che lunedì dovrebbe essere terminato e quindi riaprire Ponte Omizzolo, un punto della città poco lontano da dove ci troviamo noi in questo momento e che quindi insomma potrebbe garantire una maggiore scorrevolezza al traffico. Sentiamo le parole dell'assessore Aragona, io restituisco la linea allo studio. Critiche, come dicevo prima, a cui siamo un po' abituati, purtroppo, però siamo abituati, continueremo a essere abituati. Noi crediamo che sarebbe peggio ricevere critiche per non aver fatto niente, per avere una città immobile, vedere che magari le altre città crescevano grazie ai fondi del PNRR e sarebbe stato molto più grave avere la critica fra 3-4 anni, quando le altre città si erano rinnovate e ci sarebbe stato detto: e voi cosa avete fatto? Niente. Ecco, quella era una critica a cui non avremmo potuto rispondere. Queste critiche invece possiamo rispondere perché stiamo migliorando la città. Siamo giorni difficoltosi per quanto riguarda il traffico ormai da circa 30
anni. È per questo che stiamo cercando di realizzare 2 linee tranviarie per dare quante più opportunità possibili di trasporto pubblico efficiente alle persone. Evidentemente ci sono dei cantieri in corso, quelli più invasivi sono già stati chiusi, riaperto il traffico, rimane solo Ponte Mizzolo che riaprirà lunedì, quindi si tornerà alla normalità anche su quello, ma quando si realizzano grandi investimenti, grandi opere, è evidente che qualche disagio ci deve essere in un contesto in cui comunque la Stanga è nota a tutti per essere una zona trafficata da sempre. Ripeto, lunedì riaprirà anche Ponte Mizzolo, sgraverà la Stanga, ma se vogliamo migliorare davvero il nostro trasporto in maniera efficiente qualche investimento va fatto. E il maltempo ha fatto la sua parte per peggiorare la situazione del traffico, è stata nel frattempo prolungata fino a sabato sera l'allerta su zona montana e pedemontana per altre manifestazioni di maltempo, in particolare vento forte. Intanto tra Nervese e Giavera la situazione è ancora critica, anche ieri per molti è stata una giornata di passione. Sentiamo Christian Arboit. Sì, ho visto. Se teneva botta questo eravamo salvi, non è esploso. E non è figo, no? L'acqua che sfonda bocche di lupo e infrange i vetri, l'acqua che si insinua in ogni pertugio e danneggia elettrodomestici e auto. A quasi 40 ore dalle inondazioni, in via Montello a Giavera è ancora il momento della conta dei danni e della paura. Siamo disperati. Non sappiamo più che santi chiamare, chi chiamare. Il sindaco ci viene incontro, ci aiuta, ma è limitato anche lui. Non sappiamo cosa fare. Provvisoriamente tutti quanti ci si arrangia con delle paratie, sacchi e altre cose finché non si trova una soluzione. Ecco. Ognuno, diciamo così, corre ai ripari come... Sì, purtroppo sì. Via Montello negli ultimi anni è finita sott'acqua 3 volte, la prima nel 2018, la seconda il 9 giugno scorso, la terza poche sere fa. Comprensibile a questo punto l'esasperazione, per alcuni non c'è stato nemmeno il tempo per risollevarsi. Questa è dove è arrivata l'acqua il 9 giugno e questa è quella dove è arrivata l'altro ieri. Ogni volta che piove, ogni volta che c'è una nuvola un po' più nera abbiamo paura e non sappiamo più cosa fare. E questo mentre continua a piovere, con il centro funzionale della protezione civile che ha prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione per vento forte su area montana e pedemontana. Resta l'avviso di criticità idraulica e idrogeologica e resta quindi la paura come quella provata dal signor Aldo Lucchetta, che ha tentato di mettere in sicurezza il suo garage con dei sacchi ma non ha avuto il tempo materiale per farlo. L'acqua lo stava travolgendo. L'acqua mi arriva da qua e mi ho preso paura. Tutti questi anni qua è la prima volta. Garage, cucine da buttare, intonaci, ricordi di una vita. L'elenco in questo angolo di Giavera si allunga ora dopo ora. Arriva che è un fango e adesso ecco, io per pulire qua, per sistemare mi ci vogliono, non so, io 20.000 euro se mi bastano, no, non mi bastano, no. E ieri paura a Bassano del Grappa perché è sceso a valle, precipitato a valle un grosso masso che ha rischiato di investire, di colpire una abitazione. È successo in zona Sant'Eusebio. Sentiamo un aggiornamento da Vanessa Banzato. Di Sant'Eusebio, assessore Andrea Zonta, com'è la situazione, il comune come si sta muovendo e soprattutto c'era in ballo questa ordinanza di chiusura della strada nella parte superiore della chiesa, come funziona adesso, come vi state muovendo? Beh, chiaramente noi come organo pubblico siamo interessati alla questione e anche perché c'è una nostra strada interessata appunto alla frana e alla caduta dei massi. Ci stiamo muovendo anche per capire i nostri cittadini come in qualche modo possano o siano stati interessati. Non c'è stato fino nell'episodio di ieri nessun danno a fabbricati o a persone, c'è stato qualche danno alla parte naturale perché lì è chiaro che
quando si parla di pendii, di campi aperti, i sassi purtroppo non trovano freni. Abbiamo fatto l'ordinanza ieri di chiusura della strada nostra, perché per motivi precauzionali, per capire che non ci siano altri eventi che provengono da proprietà private e non da proprietà pubbliche. Stiamo cercando per avvisare i proprietari privati, stiamo individuando chi siano, perché questi dovranno in qualche maniera mettere in sicurezza i luoghi, capire, mandarci le dichiarazioni che tutto è a norma, e la caduta di quei massi che c'è stata è stata una caduta che può essere casuale, ma non dovuta a un sistema che magari sta franando molto più pericolosamente. Le altre aree interessate non ce ne sono, la zona della Pieve di Sant'Eusebio è fuori dalla portata dell'evento di ieri, non si sono manifestati e speriamo non si manifestino in altri eventi, e pertanto abbiamo fiducia che la cosa si sia limitata all'evento stesso, e che ma nei giorni futuri, voglio dire, andremo sicuramente ad effettuare dei controlli per capire che non ci siano altri movimenti della terra. Sì, anche perché tra l'altro proprio nelle prossime ore c'è anche tutta la questione legata alla festa degli alpini, del sezionale degli alpini, in conseguenza ci sono i cori che andranno nella chiesa, c'è un giro di gente importante, quindi da tutelare al massimo la sicurezza delle persone. Sì, no, è chiaro che noi dobbiamo monitorare, anche perché non è che il meteo sia dei migliori nei prossimi giorni, per cui l'acqua, che è una delle responsabili di questi eventi, dovrà sicuramente essere controllata se ne dovesse scendere ancora. È chiaro che siamo ben consci che in quella zona ci saranno degli ammassamenti di persone dovuti alle manifestazioni degli alpini, ed è nostro dovere dare la garanzia che lì non accada nulla. Ecco il motivo per cui con la reperibilità, sia oggi che domani che domenica, faremo dei controlli in modo tale che tutto si possa svolgere senza danno a cose e a persone. Resta sempre però proprio sul piatto la questione della fragilità del nostro ambiente, la fragilità del nostro territorio. La fragilità del nostro territorio è un tema molto importante, è un tema che da qualche anno stiamo seguendo un po' più in modo pressante di prima, perché gli eventi naturali, io non li chiamerei estremi, ma sicuramente diversi da quelli che magari sono la normalità, creano delle difficoltà. Teniamo presente che le nostre colline da tantissimi anni soffrono di queste problematiche, perché sono colline formatesi in modo un po' particolare, per cui il terreno non è perfettamente aggrappato al sottosuolo, e le piogge, come altri eventi, danno delle problematiche. Siamo intervenuti anche con finanziamenti fatti tramite la Protezione Civile, già con 4-5 interventi nella zona, e continueremo a farlo sia con finanza propria che cercando fondi, perché purtroppo la fragilità del territorio è una situazione importante e l'aspetto idrogeologico è sicuramente da curare per il bene dei nostri concittadini in primis. Grazie molte a Vanessa Banzato. Adesso andiamo a Macerata, perché sapete che i lupi sono scesi in pianura, ne sono stati avvistati molti nel Trevigiano, e pare ne sia stato investito uno. Sentiamo di cosa si tratta da Francesca Bozza. Lontanissimo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Dunque, novità per quanto riguarda il cosiddetto, ormai ribattezzato, lupo del Piave, perché ieri sera intorno alle 19 in via Piave a Salettuol di Macerata una donna al volante ha avuto un incidente, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e ha raccontato di aver urtato un lupo. A quel punto sono intervenuti
intervenuti i veterinari del CRAS, la polizia veterinaria, gli esperti della regione che stanno lavorando in queste settimane proprio per recuperare l'animale selvatico e riportarlo nel suo habitat, animale che probabilmente ferito si è poi allontanato dal luogo dell'incidente scappando tra i vigneti. Proprio tra i vigneti i veterinari hanno trovato delle impronte, delle orme che sarebbero compatibili con il lupo, che però non è stato visto da questi esperti, ma è stato solamente descritto dalla signora che appunto ha avuto l'incidente. Rimane quindi da accertare se si tratti effettivamente dell'esemplare che in questi mesi si sta aggirando lungo la golena del fiume tra Macerata, Ponte di Piave, Breda, Spresiano, o se invece si tratta di un altro animale, anche di un cane lupo. Chiaramente si continua a cercarlo, ma il fatto che si avvicini sempre più ai centri abitati, lo ricordiamo, è stato visto in occasioni di feste, di raduni, è stato visto in giardini di abitazione, chiaramente fa salire la preoccupazione. Un allarme che in qualche modo il cavalier Roberto Zanot, che conosce molto bene questi luoghi della golena del Piave, ma conosce molto bene anche la fauna selvatica, aveva previsto. Perché, buongiorno cavaliere, si sta spostando in questo modo dalle zone diciamo più isolate ora verso i centri abitati? Semplicemente è questa. Dal mese di agosto i cacciatori in questa zona c'è l'addestramento per prepararsi alla caccia. Purtroppo questi poveri animali affamati, spaesati, vengono scacciati dagli stessi cani e scappano fuori dall'argine, vanno vicino alle case anche per salvarsi a questo punto. Con i rischi però, fortunatamente ieri questa signora, questa automobilista non si è fatta nulla, ma poteva avere conseguenze ben più gravi questo incidente. Questo è anche un aspetto che va preso in considerazione in questo momento. Senz'altro, questo è essenziale, che bisogna salvaguardare l'incolumità di tutti quanti. Pensa tu, se un ragazzino va via o con la mamma passa via in queste zone qua, il lupo affamato non si accontenta del pollo o del cagnolino, può attaccare anche gli umani. Tra l'altro domenica inizia la caccia. Purtroppo domenica comincia a sparare, che io ho consigliato a molte persone di bloccare per un periodo finché questi animali non verranno catturati, di bloccare almeno nell'asta del Piave, da Argine del Piave, dai ponti della ferrovia fino su al Montello, di chiudere completamente la caccia. Quando poi verranno catturati li posso riportare la caccia in questa zona, ma in questo momento io consiglierei ai miei colleghi cacciatori di non venire in queste zone. Di sospendere quindi momentaneamente la caccia fino a quando non verrà catturato l'esemplare, anche perché se dovessero iniziare a sparare chiaramente lui si allontanerà. Scappano ancora di più distante e non si sa anche mai che qualcuno per sbagli faccia anche del male. Lei conosce bene queste zone e conosce bene anche la fauna che abita queste zone, e di lupi fino a questi mesi non se ne erano mai visti. In tanti anni che sono qua io ho visto cervi, caprioli, cinghiai, volpi, lupi mai visti in queste zone. E quindi bisognerebbe fare anche un ragionamento in tal senso, visto che probabilmente dovremo continuare a convivere con questo tipo di animale. Purtroppo se incomincia così, perché se ce n'è uno va bene, qui si parla già di 2, di 3, qualcuno parla che c'è qualcuno che anche la cucciolata più verso sul Montello quest'anno è stata vista, perciò io di cominciare, chi gestisse la caccia, che creare questa bene autostrada che esiste sul Piave, di chiudere completamente la caccia, perché questi poveri animali rimangono all'interno della golena Piave. Grazie davvero al cavalier Roberto Zanot. Questa insomma l'opinione di chi conosce questi luoghi, conosce la fauna selvatica. Il rischio insomma è che il lupo spaventato, e se è anche ferito, possa avvicinarsi ancora più ai centri abitati. Chiaramente le ricerche dell'animale continuano, l'obiettivo di tutti è quello di catturarlo, curarlo se ferito e riportarlo poi finalmente nel suo habitat. Da Macerata è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie molto a Francesca Bozza e per la parte tecnica Nicoletta Rizzetto. Adesso andiamo avanti con la cronaca nera. Ci sono diversi gialli ancora aperti nel nord-est e nel Veneto, in particolare la morte di Alex Marangon, cause non ancora accertate, e poi l'accoltellamento di Vincenza Saracino, avvenuto a Canizzano due mesi fa. I familiari della donna chiedono verità e giustizia. Sta passando un periodo, come è facilmente comprensibile, terribile. È una famiglia di lavoratori, è una famiglia molto unita, erano molto uniti anche Vincenza e il marito Fabio. Devo dire che alcune insinuazioni che mi è capitato di leggere o di sentire all'inizio di questa vicenda erano e sono veramente fuori di luogo, fatte da persone che non conoscevano la realtà delle cose. Quindi immagino che quelle insinuazioni abbiano fatto male alla famiglia, al marito, alla figlia, un po' a tutti, a chi conosceva Vincenzo. È un grande dolore sicuramente. Questo lo stato d'animo di una famiglia distrutta, quella di Vincenza Saracino, la cinquantenne uccisa a Canizzano a inizio luglio, un giallo lungo un'intera estate con un'indagine delicatissima condotta nel più stretto riservo che vede gli inquirenti non lasciare nulla al caso. Chi ha ucciso Enza e perché sono gli interrogativi che al momento sembrano non avere una risposta, perlomeno ufficiale. Ma io non ho dubbi che le attività di indagine siano quanto più attente possibile e sono fiducioso che portino a un risultato concreto. Io non posso dire che non ci siano novità rilevanti, io posso ritenere che la vicenda sia talmente delicata da imporre che se vi sono novità esse non siano divulgate. Quindi la fase è delicata, potrebbe essere delicata. Assolutamente sì. Io credo che ogni forma di interferenza sia quanto mai dannosa. Comprendo le preoccupazioni, non della famiglia a questo punto, ma della società, ma ritengo che ci debba essere fiducia. Vincenza Saracino era stata trovata senza vita 24 ore dalla sua scomparsa in via Maleviste, all'esterno di un capannone dismesso a poche centinaia di metri da casa. 5 le coltellate tra collo e mandibola. Da lì la caccia al killer, con i carabinieri che hanno passato a setaccio tutte le telecamere del percorso che la donna era solita fare tra Preganziol, dove lavorava nel sexy shop del marito, e la sua abitazione, circa 5 chilometri che Vincenza percorreva con la sua bici elettrica anche più volte al giorno. Fadalti, per conto della famiglia, ribadisce la linea. Verità e rispetto mi pare che siano i due termini esatti e un'indiadi che rende perfettamente il punto di vista dei familiari. Nel 2022 avevano a Conegliano picchiato brutalmente un barista per rubargli l'incasso e sono stati condannati Samuele Battistella e Abdallah Jumah. Il primo è anche il killer dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, che era stato assassinato con un pugno a Udine. Mi hanno brincato in 3 e mi hanno messo giù per terra, uno si è seduto sopra e mi hanno portato via i soldi. Così aveva iniziato il racconto di quella terribile notte il 34enne barista indiano, picchiato e rapinato di 2.000 euro a Conegliano. Era l'11 novembre 2022. 2 dei 3 giovani che aggredirono l'esercente sono stati identificati ed ora condannati. E non sono 2 persone qualunque. Si tratta di Samuele Battistella e Abdallah Jumah, gli stessi ventenni coinvolti con un terzo complice nell'omicidio dell'imprenditore giapponese 56enne Shinpei Tominaga, ucciso nel kebab di Udine nel giugno di quest'anno. Una violenza che ha scioccato tutta la comunità. Battistella, in carcere, è responsabile del pugno fatale a Tominaga, morto per le gravi lesioni alla testa dopo l'aggressione fatale. In attesa che questa inchiesta faccia il suo corso, il Tribunale di Treviso ha condannato il ventenne e l'amico per la rapina e le lesioni ai danni del barista indiano a Conegliano. Battistella dovrà scontare 4 anni e 20 giorni, Jumah invece 6 anni e 20 giorni, perché il recidivo aveva infatti già commesso una tentata rapina. Un'azione estremamente violenta, quella ai danni dell'esercente nella città del Cima, meno di un anno dopo. Il destino avrebbe fatto incontrare i due con Shinpei Tominaga, ucciso senza un perché dalla furia cieca di Battistella. Andiamo in diretta a Bolzano Vicentino e torniamo a parlare di maltempo, perché è in corso il rafforzamento degli argini del Tesina. C'è per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Di maltempo parliamo e parliamo anche di come si corre ai ripari nell'eventualità di piene o allagamenti. Qui alle nostre spalle abbiamo il fiume Tesina, ricordo siamo a Bolzano Vicentino, fiume Tesina che passa anche più a sud nella zona di Torri di Quartesolo, che è stata più volte intaccata anche dal problema delle piene. Io sono in compagnia con il sindaco di Bolzano Vicentino, Lorenzo Cracco, perché qua si stanno concludendo, sono arrivati quasi alla fine i lavori per la messa in sicurezza dell'argine. Sì, buongiorno a tutti intanto. Qui sono stati fatti dei lavori che sono partiti a marzo-aprile di questo anno, mancano ancora 4-5 giorni di lavoro. È stata fatta una diaframmazione dell'argine perché c'erano delle infiltrazioni a livello campagna dell'acqua del fiume e quindi diciamo che un coordinamento tra Regione, Genio Civile, Comune e Protezione Civile siamo riusciti tramite i fondi PNRR che parlano di 500.000 euro a fare questo intervento che è un completamento di un intervento iniziato 20 anni fa, poi per carenza di fondi si è fermato, adesso lo portiamo a compimento. Ecco, qui siamo in un'area golenale. Lei tra l'altro prima mi faceva riferimento anche a una grossa alluvione che c'è stata qui nel 66, per cui diciamo problematiche che si trascinano di anno in anno. Sì, 1966, grande alluvione a Bolzano Vicentino, io non ero ancora nato, quindi ho solo visto delle foto e mi hanno riferito gli anziani del paese che l'argine ha rotto, penso in prossimità di questa zona, e il paese è stato alluvionato. Quindi tutti questi lavori mettono in un certo modo in sicurezza quello che è il paese e quindi la popolazione stessa, a cui ovviamente noi come amministrazione dobbiamo essere attenti di proteggere i nostri cittadini sostanzialmente. Ecco, io la interrompo un attimo perché guardiamo insieme adesso un servizio relativo all'avvio, diciamo, della procedura per ottenere i risarcimenti per quello che riguarda invece l'alluvione che c'è stata e che ha colpito i paesi soprattutto dell'Alto Vicentino, quindi mi riferisco a Schio, a Malo, a Isola Vicentina, perché sono arrivati i moduli per richiedere risarcimenti, quindi guardiamo insieme anche questo servizio. Attivate dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, le misure di sostegno economico connesse ai danni subiti in riferimento agli eventi meteorologici dei mesi di maggio e giugno. Eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio soprattutto la zona dell'Alto Vicentino, Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina. A darne comunicazione i primi cittadini che nelle ultime settimane hanno fatto pressing sulle istituzioni per avere risposte proprio sui risarcimenti. È importante che vi attiviate quanto prima, in quanto nella giornata di ieri ci è arrivata una comunicazione da parte di ANCI Veneto con la trasmissione della modulistica relativa alle richieste di rimborso per le aziende e per i privati. È importante che facciate quanto prima la compilazione di questi moduli e ce li consegnate in comune, necessariamente entro il 7 di ottobre, affinché noi riusciamo a collazionare tutta la documentazione da trasmetterla entro il termine perentorio del 15 ottobre alla Regione Veneto. Domande che dovranno essere presentate entro l'8 ottobre. Inoltre il Comune di Malo fa sapere che ha anche attivato un fondo speciale per danni legati al maltempo dei mesi scorsi, legato alle donazioni ricevute dai privati e dalle imprese. Le domande riservate a chi ha avuto danni di importo superiore ai 5.000 euro vanno presentate sempre all'ufficio protocollo entro il 9 ottobre. Ecco, quella che abbiamo sentito appunto sono le novità che riguardano le alluvioni che ci sono state nell'Alto Vicentino a maggio. Tornando invece qui alla situazione di Bolzano Vicentino, siamo insieme al sindaco. Ecco, lavori, lei mi diceva prima che sono stati possibili anche a una compartecipazione tra enti. Sì, una sinergia più che con partecipazione e questa è la dimostrazione che tutti insieme si possono raggiungere grandi risultati. In questo caso sono intervenute la Regione, Genio Civile, uffici comunali, protezione civile, insomma parecchi enti, tutti insieme si è riusciti a completare quest'opera
e mettere in sicurezza il paese sostanzialmente, ma non solo, perché comunque le piene che si verificano qui a Bolzano poi si ripercuotono anche più a sud, come diceva lei prima, a Torre di Quartesolo per esempio, e quindi credo che questo sia un esempio virtuoso di come si possono ottenere grandi risultati tutti insieme ovviamente. Ecco, io ringrazio il sindaco, da Bolzano Vicentino è tutto. Grazie molte a Luisa Bertini, al sindaco, e andiamo avanti con la cronaca. Volevano farsi tagliare i capelli a gratis armati di macete. Vediamo cosa è successo, siamo a Treviso. Ti uccidiamo e ti bruciamo il locale se non ci tagli i capelli gratis. Armati di macete, 2 cittadini del Marocco di 28 e 42 anni hanno fatto irruzione da un barbiere nel capoluogo castellano. I 2 hanno minacciato l'esercente senza mezzi termini. Già in un'altra occasione la vittima era stata costretta a tagliare i capelli senza essere pagato. Non solo perché i 2 malviventi, senza fissa dimora, con piccoli precedenti penali alle spalle, avevano anche rapinato un magrebino. Lo avevano incontrato alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e l'avevano ferito, sempre con il macete, ad un orecchio per portargli via 10 euro. Tutto questo è accaduto a fine giugno. Immediate le indagini dei carabinieri di Castelfranco, che hanno consentito di acquisire elementi utili all'identificazione dei 2 stranieri. L'altro pomeriggio è scattato il blitz. Accertata l'identità dei 2 cittadini del Marocco, i militari dell'Arma sono andati ad arrestarli. Gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal GIP trevigiano su richiesta della locale Procura della Repubblica. I 2 sono stati tradotti in carcere con l'accusa di rapina aggravata, minacce e lesioni personali, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. Avevo detto a Treviso, invece come avete sentito era a Castelfranco nel servizio di Daniela Sizia. Invece a Padova per un anno un 27enne ha minacciato un ristoratore chiedendo soldi e cibo gratis. Da un anno era diventato l'incubo di un ristoratore dei Colli Ugani, presentandosi quasi quotidianamente, pretendendo cibo gratis e importunando gli altri clienti. Nell'ultimo periodo, oltre a voler mangiare a scrocco, chiedeva con insistenza somme di denaro. Un 27enne accusato di estorsione è stato così arrestato. La misura cautelare è messa dopo la denuncia fatta ad agosto dal ristoratore dei Colli, esasperato dalla continua presenza molesta del giovane. L'esercente in più occasioni, infatti, è stato costretto ad assecondare le richieste assillanti di denaro per evitare ripercussioni. L'uomo infatti minacciava di fare del male a lui e alla sua famiglia e iniziava ad alzare la voce nei confronti del titolare degli avventori. Il 27enne è stato trasferito in carcere a Rovigo. Vediamo il Gazzettino, la prima pagina del quotidiano del Nord-Est online. Filippo Turetta inizia il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ma solo per pochi intimi, 20 giornalisti e 20 cittadini ammessi in aula. C'è una polemica anche da parte dell'ordine dei giornalisti che, pur comprendendo l'esigenza di non creare confusione all'interno del Tribunale, sostiene che tutte le emittenti, soprattutto quelle come le nostre, che hanno seguito questo femminicidio dall'inizio alla fine, avrebbero il diritto di seguire anche il processo, e l'ordine dei giornalisti ha chiesto che venga messa a disposizione l'aula bunker del Tribunale di Mestre. Aveva ancora le ricevute delle giocate in tasca. Un ragazzo minorenne è stato trovato dalla polizia di Padova in una sala a scommesse chiusa poi dal questore. Chiuso per 30 giorni un centro scommesse in via Bronzetti. All'interno del locale gli uomini della questura di Padova hanno trovato un minorenne che stava scommettendo. Da qui il provvedimento del questore di Padova, Marco Dorisio, che ha sospeso la licenza al titolare, un 53enne italiano. Gli agenti della polizia hanno infatti riscontrato come non ci fossero filtri all'ingresso e il ragazzo fosse entrato senza che nessuno lo controllasse. Obbligo questo a carico del gestore dell'attività. La licenza per le sale scommesse infatti prevede che sia vietato l'ingresso ai minori di 18 anni. Gli uomini della squadra volanti durante il controllo hanno accertato che il giovane aveva scommesso, avendo in tasca ancora le ricevute delle giocate.
Servizio di Francesco Rattà, in regia oggi Tony Esposito e Andrea Basso. Andiamo avanti con la cronaca, con il tentativo di rapina ai danni di un anziano in un centro commerciale. È stato arrestato il responsabile. Scoperto a rubare in un'auto, non ha esitato ad aggredire l'anziano proprietario della vettura, un 35enne romeno. È stato arrestato dai carabinieri di Selvazzano mentre cercava di scappare. La rapina nel parcheggio esterno del centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano. Il ladro si è avvicinato all'auto e, approfittando di un momento di distrazione dell'84enne che stava scendendo dalla macchina, ha afferrato il portafoglio dell'uomo che era all'interno dell'abitacolo. L'anziano, scoperto il furto, ha cercato di fermare il 35enne che lo ha spintonato con violenza facendolo sbattere contro il cofano. Allertati i carabinieri, una volta arrivati sul posto, hanno trovato il 35enne romeno già noto alle forze dell'ordine mentre stava scappando a piedi ed è stato arrestato. E a Vittorio Veneto, inseguimento a folle velocità nel cuore della città, sono stati identificati e denunciati dalla polizia locale 4 giovani, 2 di questi minorenni. Manovre azzardate, sorpassi pericolosi fra le auto. 5 giovani in sella alle loro moto si sono resi protagonisti di una lunga serie di violazioni della strada, mettendo a rischio pedoni e ciclisti. È accaduto sabato scorso nel cuore di Vittorio Veneto. Ad intercettare gli spericolati motociclisti una pattuglia automontata della polizia locale di Vittorio Veneto che li ha intercettati in Viale della Vittoria. Ai ragazzi è stato intimato l'alt, ma per nulla intimoriti si sono dati alla fuga. Hanno attraversato a folle velocità strade, vie, attraversamenti pedonali, incuranti della sicurezza degli utenti della strada in presenza del traffico dell'ora di punta. Uno solo dei centauri si è fermato, gli altri hanno continuato la corsa. La polizia locale li ha cercati fino a raggiungerli in Viale Verizzera, ma nonostante gli agenti avessero azionato lampeggianti e sirene, i 4 ragazzi hanno continuato la fuga. La pattuglia, dopo averli inseguito lungo Viale Matteotti e via Sant'Antonio da Padova, visto l'aumento della velocità di marcia e la chiara intenzione dei conducenti dei motocicli a resistere ai pubblici ufficiali, desisteva per motivi di sicurezza. Immediatamente sono scattate le indagini in una zona, fra l'altro, dove non mancano di certo le telecamere di videosorveglianza. È bastato poco alla polizia locale per arrivare ai motociclisti. Si tratta di 2 diciottenni e altrettanti 17enni residenti nei comuni del Vittoriese. Nei loro confronti, oltre alle varie violazioni al codice della strada derivanti dalle manovre spericolate, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale. Lo sconcerto della sindaca Mirella Bagliana. Sempre più spesso si ripetono questi episodi in cui dei ragazzi giovani hanno poca considerazione a quelli che sono i richiami che arrivano dalle polizie o anche dai carabinieri, e qui c'è da fare un lavoro di recupero di quello che è il rispetto nei confronti delle forze dell'ordine. La storia terribile di una donna che ha lasciato il suo gatto al fidanzato. Il fidanzato, per la rabbia che provava nei confronti dell'ex fidanzato che aveva regalato alla donna il gatto, lo ha massacrato. Sentiamo i nostri colleghi di Venezia. Ieri sera sono entrata dentro casa e mi sono messa a piangere perché comunque nel muro del soffitto ho ancora qualche macchiolina di sangue, non sono riuscita a buttare via la ciotola del gatto, ho ancora tutto qua. Quindi quando entro dentro casa mi sento male. A parlare è Laura, la proprietaria 23enne di Green, il gatto che è stato massacrato a Chioggia da colui che ormai è diventato l'ex fidanzato e che nel frattempo è stato denunciato, oltre che da lei anche dall'ENPA. Un racconto raccapricciante quello di Laura, da quando quella sera è rientrata a casa. Quando ho aperto la porta ho sentito un odore fortissimo di sangue e lui era in bagno con un piede fuori e un piede dentro la doccia e io l'ho guardato e gli ho detto, completamente in shock, gli ho detto: ma cosa è successo? Ma è tuo questo sangue? E lui mi guarda e mi dice: no, è del gatto, con una fierezza sul viso che non dimenticherò mai. Mai un segnale di pentimento, racconta Laura, totale indifferenza, mentre lei ancora non capiva cosa fosse accaduto. Inizio a vedere sangue dappertutto, ciocche di pelo attaccate alle finestre, per terra, e in tutto ciò non vedevo il gatto. Lui esce
si fa una doccia proprio veloce, esce e io gli dico scusa mi puoi spiegare da dove viene questo odore? Mi dice prova a vedere dal bidone. Io apro il bidone e trovo la scopa rotta in 3 pezzi dentro. Quella con cui aveva massacrato Green, oltre che prenderlo a calci e pugni, fracassandogli mandibola, denti, vescica. Ma lui continuava a far finta di nulla mentre Laura si sentiva male. Ho iniziato a vomitare sul lavandino. Mentre vomitavo sul lavandino lui se ne usciva con frasi tipo olè, ecco che vomiti, voilà. E io intanto lo ascoltavo ma ero fuori di me, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Lui era attonito, con gli occhi fermi, non faceva niente. L'unica cosa che ha fatto è stato vestirsi e tendersi a letto. Io gli ho detto, ma cosa fai steso a letto? Aiutami, togli tutto quello che c'è da sopra il letto e spostiamolo. Lui mi dice, cosa devo togliere? Io ho detto, tutto quello che c'è sopra lì, toglilo. Inizia a togliere le federe dei cuscini, il lenzuolo, tutte queste cose là. Poi spostiamo il letto insieme. Una volta che io l'ho spostato ho visto sangue per terra, sul muro. Era una cosa allucinante. A quel punto il 25enne dice di aver picchiato il gatto perché aveva fatto i bisogni a terra e di averlo poi messo nella sua cesta a riposare, ribadendo che non aveva nulla, quando invece Laura l'ha trovato tramortito in un lago di sangue. Poi la corsa nella clinica veterinaria di Padova. Lui dice davanti al veterinario che lo ha trovato così il gatto, che lui è arrivato a casa, lo ha trovato sotto una macchina. Versione a cui il veterinario fatica a credere. Solo andando a casa il ragazzo confesserà a Laura di aver avuto un raptus perché il gatto apparteneva a lei e all'ex fidanzato. L'avevano trovato insieme in un prato, di cui la decisione di chiamarlo Green. La ragazza crede di essersi salvata. Io avevo paurissima. Il mio pensiero è quello che se non fosse stato quella sera sarebbe stato tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno, perché se la persona era veramente quello che si è dimostrato lo avrebbe fatto anche con me. Devo cercare di farmi forza per lui, perché lui si è sacrificato per me e glielo devo, e per continuare questa battaglia. È una storia terribile, una vicenda che ha sconvolto non solo la comunità di Chioggia, ma è arrivata fino a Roma con una presa di posizione ufficiale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che ha denunciato questo ragazzo e ha chiesto il riconoscimento della pericolosità sociale. La crudelissima uccisione del gatto Green, purtroppo ancora una volta, costringe l'Ente Nazionale Protezione Animali a presentare denuncia e a chiedere che l'autore del reato venga dichiarato socialmente pericoloso. Sono anni che l'Ente Nazionale Protezione Animali denuncia e si costituisce parte civile in processi ove l'imputato ha esercitato violenza su un animale allo scopo di minaccia o vendetta verso la propria compagna, ex compagna, un vicino di casa o semplicemente come sfogo delle proprie frustrazioni e rabbie. È necessario dunque che l'autorità giudiziaria non attenda il termine del processo affinché questi soggetti vengano dichiarati socialmente pericolosi, attuando su di essi delle misure di contenimento e prevenzione, poiché ricordiamo che è vero, il reato di maltrattamento, uccisione di animali ha una pena non particolarmente alta, ma l'autorità può porre in essere rimedi efficaci ed immediati onde evitare che questa rabbia, questa voglia di vendetta e di minaccia possa subire un'escalation ove le prossime vittime possono essere i soggetti indirizzari della rabbia e della minaccia, ma anche terze persone che casualmente si frappongono sulla strada di questi soggetti, quindi socialmente pericolosi. Ricorderete il film Attrazione fatale, dove Glenn Close, per vendicarsi dell'ex amante Michael Douglas, fa trovare alla moglie di Michael Douglas nella pentola un coniglio bollito. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Il cane salvato per fortuna in questa storia è magra consolazione rispetto all'uccisione del gatto di cui abbiamo parlato poco fa. Comunque il cane Joe è stato salvato dai vigili del fuoco.
I lampi e i tuoni del temporale lo avevano spaventato ed era scappato da casa. Joe, un cane di Vescovana, è stato ritrovato all'interno di un canale di scolo in via Europa. A salvarlo i vigili del fuoco di Este, che sono entrati nel corso d'acqua recuperando l'animale infreddolito ed impaurito, fermo sotto una piccola galleria. Portato al sicuro, asciugato e coccolato dai soccorritori, il cane è stato poi consegnato al legittimo proprietario, arrivato sul posto mentre era alla ricerca dell'animale scomparso. Diamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. La diga del Vanoi, Luca De Carlo dice: decide Salvini, ma non è tra le opere strategiche, c'è un grande dibattito su questa infrastruttura. Mando a tua moglie le foto al night, il ricatto del grande accusatore di Brugnaro, l'imprenditore Claudio Vanini. Qui siamo all'inchiesta Palude. Venezia, Vidal e la profumeria in Calle 22 marzo, fermi da 4 mesi per colpa di Enel. La peste suina dal 22 ha iniziato ad essere presente in Lombardia, in Liguria. Il Veneto negli ultimi mesi ha innalzato i controlli, anche se non si sono registrati casi nella nostra regione. L'Istituto Zooprofilattico infatti è in campo con dei controlli molto severi. Ieri in provincia un incontro per fare il punto sui rischi per il settore agricolo. Monitorare il territorio e predisporre un'azione di coordinamento per affrontare le nuove emergenze patogene in agricoltura sono i temi affrontati nella sede della provincia dal consigliere delegato all'agricoltura Vincenzo Gottardo con la direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Antonia Ricci. La preoccupazione maggiore è quella per la peste suina, che rischia di mettere in ginocchio un intero comparto. Se da un lato la peste suina non ha conseguenze sull'uomo, dall'altro può distruggere interi allevamenti nel raggio di 10 km secondo le disposizioni europee. L'attenzione è rivolta ai cinghiali attraverso il lavoro di oltre 200 selle controllori operativi nell'area dei Parco Colli. Noi invitiamo i cittadini, l'invito che abbiamo fatto anche questa mattina, i cittadini che frequentano i colli per i più svariati motivi, chi per corsa, chi per correre in bicicletta, chi per fare semplici passeggiate. Qualora dovessero essere rinvenute delle carcasse di cinghiali è indispensabile chiamare subito l'ASL competente per le verifiche del caso. Oggi il settore dell'allevamento suino vale 35 milioni di euro all'anno per un totale di 267 allevamenti professionali in provincia di Padova. Penso per esempio ai prosciuttifici del Montagnanese, ma anche alle numerose aziende agricole di suini in tutta l'Alta Padovana. Ricordo primi fra tutti i comuni di Carmignano di Brenta, Gazzo, Campodoro. Sono comuni dove sono molto alti gli allevamenti e per cui si rischierebbe un danno molto grave anche per l'economia di quei territori. L'altro tema è quello della Vespa orientalis o calabrone killer, che ha invaso il centro Italia e anche il nord-est e che è in grado di distruggere interi alveari di api. Quando si è in presenza di alveari anche di grandi entità ma anche di piccole entità, chiamare gli organi competenti. In questo caso stiamo ottimizzando una convenzione tra vigili del fuoco e associazioni di apicoltori proprio per rispondere alle esigenze sempre più frequenti dei cittadini che se li trovano in casa e alveari che vengono costruiti e realizzati in meno di 24 ore. Provincia di Padova e Istituto Zooprofilattico inoltre stanno vigilando anche sull'uso dei fertilizzanti dopo che è emersa la presenza in alcuni casi isolati di batteri della salmonella e della listeria. Degli studi molto recenti e anche molto importanti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Università di Padova hanno dimostrato tracce di salmonella. Questo non deve avvenire, per cui l'approfondimento di questi studi porterà a capire quanto sia l'entità di questo fenomeno, ma comunque ripeto non è un fenomeno che crea allarmismi. Ecco, intanto a proposito di listeria, che è un batterio che provoca malattie infettive, ne è stata riscontrata la presenza all'interno delle insalate in busta e molti prodotti sono stati ritirati dai supermercati. Qui c'è l'elenco dei lotti da non consumare, io direi di leggerveli, sono le marche Vivi Natura, è tutta insalata iceberg, Vivi Natura, Trebon, Torre in Pietra, Tornese, Sigma, Selex, Polenghi, Ortoromi che è presente qui in Veneto, Ortofresco Pulito, Natura
Re, Mimordi, Selex, Latte Francia, Il Mio Orto, Il Castello, Colline Verdi, Ciro Amodio, Centrale del Latte, Alifresh, Foglia Verde e Eurospin. Sono stati ritirati questi lotti, quindi in ogni caso in questi giorni conviene non acquistare insalata iceberg in busta. Lo sciopero dei benzinai, c'è stata una fumata nera dopo l'incontro tra i gestori degli impianti e il ministro Urso e si va verso la mobilitazione, anzi proprio l'agitazione dei distributori dei carburanti. Siamo molto delusi, sappiamo che ci sarà molto probabilmente un incontro da qui a 10 giorni, nel frattempo noi ci stiamo organizzando perché questo passaggio non può essere fatto in questa maniera qui. Pronti allo sciopero i gestori degli impianti di rifornimento contrari al DDL carburanti del governo. Nessun passo in avanti dopo l'incontro che ha visto il faccia a faccia tra il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso e i rappresentanti delle associazioni di categoria, critici su diversi punti a partire dalla cosiddetta precarizzazione dei contratti di fornitura a solo vantaggio delle compagnie petrolifere. Se noi pensiamo che un disegno di legge possa ammettere dei contratti che attualmente sono vigenti sul territorio e da noi ritenuti illegali e il disegno di legge deve rendere legali questi tipi di contratti, non lo condividiamo. Noi chiediamo che la contrattualistica venga condivisa con l'associazione di categoria, che tuteli il gestore singolo e questo è il nostro ruolo. Tra i punti del contendere la cartellonistica con il governo che nel decreto ha deciso di eliminare la norma che garantiva la trasparenza dei prezzi tra self-service e servito, operazione che potenzialmente porterebbe nelle casse delle compagnie petrolifere €1 miliardo. Ci siamo battuti su un cartello medio regionale che abbiamo sempre ritenuto ininfluente e non al servizio del consumatore e con un colpo di spugna adesso vogliono togliere il cartello del differenziale, l'unico cartello che effettivamente indica il prezzo servito e il prezzo self che serve all'utente per potersi rifornire sull'impianto e vogliono togliere anche questo. Allora, polemiche per lo stop ai cellulari che è stato deciso dal ministro dell'istruzione Valditara, stop ai cellulari in classe dalle scuole dell'infanzia alle medie e nei licei siamo andati a sentire cosa succede al liceo Brocchi di Bassano del Grappa. Stop ai cellulari in aula, vietato anche l'uso a scopi didattici dalla scuola dell'infanzia fino alle medie. Il nuovo anno scolastico parte con la stretta imposta dal ministro Giuseppe Valditara che mette un freno all'uso degli smartphone nel primo ciclo di istruzione. PC e tablet sono invece consentiti, ma soltanto sotto la guida dei docenti. La scelta è stata dettata, leggendo anche la circolare del ministro si capisce, da ricerche pedagogiche, insomma da recenti studi che dimostrano effettivamente che un uso eccessivo del cellulare comporta anche difficoltà poi nella concentrazione, nell'attenzione. Quindi nel primo ciclo sono d'accordo, assolutamente andava regolamentato. La circolare ministeriale non prevede il divieto nelle scuole superiori, ma il tema pone comunque degli interrogativi molto seri ed è oggetto di riflessione. Al liceo Brocchi, 86 classi e 2000 studenti, la discussione è più che mai aperta. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi più o meno restrittive. Diciamo che il nostro regolamento impedisce l'uso del cellulare durante l'attività didattica, quindi i ragazzi dovrebbero tenerlo spento nello zaino. Poi è possibile invece utilizzarlo, a differenza del primo ciclo e delle indicazioni del ministro, a volte per fare dell'attività didattica, perché comunque essendo anche in tanti non sempre abbiamo tutti i mezzi a disposizione per tutti. È vero che stiamo riflettendo invece su un uso improprio o su un uso eccessivo, magari anche durante i momenti meno strutturati, come appunto gli intervalli, dove notiamo che i ragazzi molto spesso sono sempre più agganciati al virtuale e meno al reale. Una stretta all'uso del telefonino a favore dunque dei rapporti umani, del dialogo, ma anche della concentrazione in aula. Dobbiamo ancora uscire con una decisione finale, adesso ne discuteremo in collegio, da comunicare poi anche agli studenti. Allora, sempre a Bassano del Grappa, il futuro della Mazzini, della scuola Mazzini, è appeso ad un filo, eppure la città vuole riavere questo istituto. C'è uno spettro che si aggira per Bassano. È uno spettro ingombrante che guarda con infinita tristezza gli studenti e gli scolari che sciamano in città ricorrendo le campanelle, carichi di libri e di speranze. È lo spettro della scuola Mazzini che cova la speranza di respirare ancora una volta l'aria carica di vita di un istituto scolastico.
Ma le speranze sono ridotte al lumicino. Lo erano già con la precedente amministrazione, che pure ha messo in fila una serie di progetti finiti a prendere polvere assieme a gessi e lavagne della vecchia scuola del centro di Bassano. E, almeno a sentire il sindaco, le speranze sono ridotte al lumicino ancora oggi. È un edificio che sappiamo benissimo l'importanza che ha per la comunità, però anche quello fa parte di quei plessi scolastici che saranno oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale. Idea al momento? Ma l'idea non è quella di riaprire una scuola all'interno della Mazzini, ma creare un centro di formazione, magari per un centro di formazione post laurea, post diploma, magari in accordo con le associazioni di categoria, in modo da creare quei giovani che poi servono al mondo delle aziende, al mondo dell'impresa. Insomma, scuola proprio no, ma si resterebbe nell'ambito della formazione, che dell'istruzione è una buona compagna di viaggio. Però non è la stessa cosa, e lo ribadiscono a gran voce gli esponenti della minoranza cittadina, che nel corso degli anni hanno dato vita anche a una serie di manifestazioni e proteste per riportare l'attenzione della città su quello scatolone vuoto piantato nel cuore di Bassano. Ecco cosa diceva l'ex sindaco solo pochi giorni fa, tenendo la barra dritta su quanto era emerso in campagna elettorale. La Mazzini va ristrutturata come edificio. Abbiamo avuto in passato, con la recente amministrazione, un sacco di ipotesi e anche purtroppo parecchie spese di consulenze che poi sono andate a finire in vicoli ciechi. Noi abbiamo sempre detto che quella è sempre stata una scuola, deve rimanere una scuola. Io dico ristrutturiamola, facciamoci ancora scuola e ospitiamo il polo di scuola primaria e secondaria di primo grado, sia la vecchia scuola media del centro storico lì, quindi Mazzini più Vitorelli. A conti fatti, quindi, per tanti bassanesi, la Mazzini deve tornare a essere una scuola. Ma l'edificio è talmente grande che potrebbe ospitare di certo altre funzioni complementari. Le opportunità ci sono e il tempo stringe, perché bastano pochi anni per trasformare una struttura solo da sistemare in un problema quasi insormontabile. Come l'Astra, giusto per dirne uno. Servizio Ferdinando Garavello, l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcatto, ha lanciato un forte appello agli imprenditori perché vengano ad investire nella zona logistica semplificata Porto di Venezia, Rovigo. Sentiamo cosa ha detto. Assessore, quali sono le aziende che possono richiedere di essere inserite all'interno della ZLS? Allora, tutte tranne l'industria siderurgica, carbonifera o lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, perché ovviamente parliamo di transizione ecologica ed energetica. Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, infrastrutture energetiche, banda larga e settori creditizio, finanziario ed assicuratorio. Queste sono quelle escluse. Poi non sono ammissibili evidentemente le imprese in liquidazione, scioglimento o difficoltà finanziarie. E per tutte queste sono previste agevolazioni di che tipo, se vuole ricordarle in sintesi? Credito d'imposta e semplificazioni normative e amministrative. Quindi le piccole sono quelle che hanno il vantaggio più alto? In termini percentuali sì, ma anche le aziende medie e medio-grandi hanno dei vantaggi davvero importanti. L'appello suo qual è in definitiva? L'appello mio è: venite a investire in Polesine e a Porto Marghera, perché non avete altri territori con queste possibilità, non solo da un punto di vista finanziario e agevolativo, ma perché qui da un punto di vista logistico trovate davvero tutto. Non ci sono aree logisticamente infrastrutturate come Porto Marghera e il Polesine. Ecco, è stata una lunga battaglia, adesso però vi chiedono gli imprenditori di finanziarlo almeno per 3 anni. Sì, no, e io l'ho chiesto già da un po' di tempo al governo. Ricordo che in sede di Commissione Sviluppo Economico Nazionale, che è quella della Conferenza Stato-Regioni, ho presentato un emendamento da presentare poi al governo ed è stato votato all'unanimità dai miei colleghi delle altre regioni, dove si chiede il rifinanziamento per la triennalità della ZLS Veneto. Allora torniamo a Vicenza. L'alta velocità, è pronto il progetto del nuovo trasporto pubblico locale con degli autobus elettrici che si ricaricano alle fermate. Servirà a ridurre i tempi e le emissioni inquinanti. Sentiamo ancora Luisa Bertini.
Un filobus senza fili e senza scavi né rotaie. È la rivoluzione del trasporto pubblico locale con mezzi elettrici che si ricaricano alle fermate, che sarà realizzato in città dal consorzio IRICAV 2 nell'ambito e con i fondi del progetto dell'alta velocità alta capacità Verona-Padova attraversamento di Vicenza, il cui committente è Rete Ferroviaria Italiana. Realizzazione e completamento previsti entro il 2028. Saranno tutti mezzi elettrici a ricarica puntuale che avverrà nelle stazioni di fermata. Questo permetterà di avere un mezzo sostanzialmente che non si scarica mai e quindi può continuare a circolare potenzialmente 24 ore al giorno, ma cambierà anche la sua puntualità, la sua frequenza, grazie anche all'utilizzo di corsie preferenziali. Calcolate che con questi nuovi mezzi risparmieremo 1000 tonnellate di CO2 ogni anno di emissioni rispetto agli attuali mezzi a gasolio. Per una città che purtroppo è tra le più inquinate d'Europa è un passo avanti veramente importante. L'estensione complessiva della linea rossa da ovest a est sarà di 10,5 km, di cui in sede dedicata 4,5 in direzione est e 3,5 in direzione ovest. Per quanto riguarda i parcheggi che verranno meno, l'obiettivo è quello di recuperare gli stalli nelle aree dei condomini che verranno abbattuti. L'obiettivo è quello di riallocare gli spazi sosta lungo strada, appunto per lasciare spazio libero per le corsie preferenziali, ma riallocarli nelle immediate vicinanze. Andiamo in pubblicità, ancora un paio di minuti e torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG. È stato celebrato ieri sera nella base del 51esimo stormo dell'aeronautica militare di Istrana il rientro della pattuglia delle frecce tricolori dal North America Tour, un'esperienza durata 2 mesi in varie località degli USA e del Canada. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il ministro della difesa Guido Crosetto, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio e il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone. Il tour è stato svolto in concomitanza con il centenario dell'aeronautica canadese con partenza lo scorso 10 giugno. Con l'occasione, ieri sera alla base di Istrana sono stati presentati anche i nuovi aerei a disposizione della pattuglia prodotti da Leonardo e con la livrea disegnata da Pininfarina, i quali sostituiranno progressivamente l'attuale MB339. La nuova linea sviluppa il tema del rinascimento del tricolore, esaltando la bellezza e la fluidità del volo delle frecce. Si è trattato di una prima assoluta a livello nazionale. Per noi c'era Lucio Zanato e sentiamo cosa ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. L'Italia rappresenta nel mondo una delle espressioni più avanzate di tecnologia e all'interno dei tanti settori quello dell'aeronautica è uno dei quelli dove siamo più avanzati con Leonardo, così come lo siamo sulla parte marina con Fincantieri. Anche quelli, diciamo, l'aeronautica è nata qua. Io ricordo che noi addestrammo in Italia i primi piloti americani, furono addestrati a Foggia, ce ne siamo dimenticati. Allora abbiamo proseguito la nostra qualità in questo settore, che è un settore che diventa prima militare e poi porta le sue innovazioni nel settore civile, per cui consente ora, anche in questi anni, di dare lavoro a decine di migliaia di persone, oltre a proteggerci e a darci protezione. Per cui questo è un piccolo esempio di un orgoglio che poggia sulla storia, sulle spalle, sulle gambe, sulle braccia, sulle teste di centinaia, migliaia di italiani che ci hanno preceduto, ma che la tradizione, oggi siamo qua a dire che la tradizione continua, quella della nostra tecnologia e anche della nostra capacità del bello, come è rappresentato in questo caso dal tocco di Pininfarina. Passiamo dagli aerei ai venti di guerra che purtroppo soffiano sempre più violenti. Vediamo, riusciamo a vedere il titolo, forse ce l'abbiamo, eccolo qua, vediamo il titolo con i nostri registi. Biden dirà sì agli attacchi in Russia con i missili inglesi, oggi via libera Zelensky nel colloquio con Starmer, l'avviso di Putin, così saremo in guerra con la NATO. Cioè ieri Putin ha detto se l'Ucraina usa i missili della NATO contro la Russia
riteniamo la NATO in guerra. Per cui andiamo dritti verso la catastrofe, no? Siamo nelle mani di questi non so, svalvolati, possiamo dire così. Chiudiamo con invece una corsa importante perché riguarda i bambini malati ed è prevista per venerdì a Padova e in 40 piazze d'Italia la Pyjama Run. È pronta a ripartire la Pyjama Run, la corsa camminata organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, tutta dedicata ai piccoli malati. Terza edizione a coinvolgere le vie della città di Padova, l'appuntamento è fissato per venerdì 20 settembre alle 19 in Prato della Valle con apertura delle iscrizioni alle 17. Competizioni per tutti i gusti ma rigorosamente in pigiama, 9 km per chi ama correre, 6 fattibili anche con il passeggino per chi vuole partecipare con ospiti d'eccezione Ielio, Mammolo ed Otto. I bambini saranno protagonisti perché saranno i primi destinatari ovviamente di quello che è il risultato di questa bellissima iniziativa. Non saranno presenti perché ovviamente per ragioni intuibili non possono essere presenti, ma saranno rappresentati da dei partner speciali. I bambini ammalati ci seguiranno dall'ospedale dove ci saranno dei robottini collegati con la corsa e vedranno la corsa in maniera tale che parteciperanno anche loro un po' a questa corsa. E allora eccoli questi i 3 robot che parteciperanno alla corsa con un compito specialissimo, quello di trasferire l'atmosfera direttamente nel reparto di pediatria di Padova, dove molti piccoli si stanno curando. Dalla California arrivano Mammolo ed Otto, tutto made in Italy Ielio, robot pediatrico ben conosciuto dai bambini a cui fa compagnia tutti i lunedì durante dei hospital in pediatria. Ciao Ielio, tutto bene? Ok. Fino a qualche giorno fa, Ielio, stretto troppo forte da uno dei suoi grandissimi piccoli amici, aveva un cerotto, ma adesso è tornato in perfetta forma, pronto per correre per i bambini malati la Pyjama Run, i cui ricavati andranno a progetti di accoglienza e supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. Servizio di Chiara Gaiani, gli ospiti di stasera a Focus: Marco Brigo, Fabrizio Comencini, Giuseppe Paolin, Stefano Pelloni, Laura Puppato, il professor Enzo Siviero, Valdo Tamantini, Massimo Venturato. Alle 21:15 non perdetevi l'appuntamento con Focus. Grazie, è tutto per oggi. Grazie a Tony Esposito e Andrea Basso, i nostri registi, e ci vediamo stasera. Buona giornata.